questo è tanto fieno in cascina per noi, anche perché sappiamo qual è il nostro obiettivo, il prima possibile raggiungere la salvezza, poi se avanza del tempo e avremo la possibilità cercheremo di fare quello che stiamo facendo con grande dedizione. Le ragazze stanno facendo un gioco bellissimo e questa è quella cosa in più che ci permette di andare avanti. Oltre a quello, come ho detto prima, ho la possibilità in questo momento, a parte le 3 o 4 infortunate gravi, di ruotare anche un po' le giocatrici e questo è un grande vantaggio per noi allenatori. Allora, prima nello spogliatoio ho fatto i complimenti alle ragazze, però gli ho detto che in questo momento abbiamo fatto tanto ma purtroppo non abbiamo ancora fatto niente, noi dobbiamo continuare il nostro percorso, se sarà questo sarà un percorso straordinario, però noi dobbiamo continuare a lavorare e pensare partita dopo partita. E quella di domenica sembra una partita facile sulla carta perché la squadra si chiama San Marino, a 0 punti in classifica, ma penso che sia più difficile di quella di oggi da preparare soprattutto a livello di testa. Allora, primi minuti non bene per noi, ma dopo abbiamo giocato bene e questa è una grande partita per noi, è grande vincere. Questi gol sono per tutti che credo me. Noi siamo forti perché noi siamo squadra insieme, giochiamo contro altre giocatrici e anche siamo famiglie, allora questo è nostro forza.